I bambini bielorussi, ora adulti, che dopo Chernobyl furono evacuati in Italia, continuano ad avere forti legami culturali e affettivi con il nostro paese. Nelle elezioni parlamentari in Slovacchia i cittadini hanno premiato il programma contro la corruzione proposto da Igor Matovic. In Turchia, per la costruzione di una diga sul fiume Tigri, una comunità curda è stata costretta ad abbandonare le case e la propria storia. La memoria, spesso anche cancellata, di Babi Yar, uno dei luoghi simbolo della Shoah, raccontata dalla storica Antonella Salomoni. Asimmetria, film della regista serba Masha Nešković, che nella canicola di Belgrado intreccia gli amori e gli addii di 3 coppie di diverse età. Nella Bielorussia orientale, immersa nei boschi di conifere e ancora punteggiata dai monumenti di Lenin, c'è una regione che sembra non avere niente a che fare con l'Italia. E invece... Puoi parlare italiano perché sono la mia seconda famiglia italiana ospite. Nella regione di Gomel, tra gli under 40, una persona su 2 parla italiano. Sono i cosiddetti bambini di Chernobyl, quei ragazzi che dalla fine degli anni '80 hanno iniziato a trascorrere le loro estati nella nostra penisola e che non hanno mai reciso il loro legame con la loro famiglia italiana. Ne abbiamo incontrati 3, di 3 diverse generazioni a Minsk. Perché sei andata in Italia? Perché vivevo in una zona contaminata e quindi tutti i bambini che stavano insieme, che vivevano in questo paese, avevano la possibilità di andare in Italia per il risanamento. Dopo l'esplosione della centrale ucraina, i venti e le piogge portarono proprio nel sud-est della Bielorussia buona parte della nube radioattiva e cibarsi in modo sano, respirare l'aria di mare ed eseguire visite di controllo accurate è stato essenziale per la crescita dei bambini che abitavano qui. Ma più di tutto ha potuto il legame affettivo. Veramente mi hanno aiutato molto nella mia vita e grazie a loro ho studiato e imparato l'italiano e sono quella persona che sono oggi grazie anche a loro. La mia famiglia lo amo, è tutto qui, non posso di più niente. È un pezzo della mia vita grossa. Siamo in contatto anche adesso, ogni anno vado a trovarli. Così diciamo che sono per me come una famiglia. Tutt'oggi ci sono gruppi di bambini bielorussi che vengono in Italia tutte le estati. Negli anni passati alcuni ci trascorrevano anche un trimestre portandosi dietro l'insegnante. Tanti, dopo anni, sono stati adottati dalla loro famiglia italiana, ma quasi tutti sono rimasti figli, legati per sempre, nonostante l'inizio non sia stato facile. La prima volta quando sono arrivato ero un po' agitato, non sapevo cosa fare, non sapevo lingua. E poi dopo mano a mano sono ripreso e si è messo in gamba. Sì, noi eravamo un po', diciamo, distratti perché non capivamo chi sono queste persone, perché sono così contente, perché ci sorridono, perché in Bielorussia è raro che le persone ti sorridono, siamo molto chiusi rispetto agli italiani. Sorrisi, generosità, cos'ha di diverso la mentalità italiana? Non essere molto rigidi, a volte far lasciare andare le cose, non so, essere molto creativi perché i bielorussi sono più chiusi del popolo italiano. Dell'Italia mi sta in cuore alla mia famiglia, per prima cosa. E per secondo, mare. Non era tutto rose e fiori, lasciare la famiglia italiana era un trauma continuo e poi c'era chi se ne approfittava, parenti malfidati che chiedevano ai bambini di tornare in Bielorussia solo con una lista di regali e la diffidenza verso persone troppo generose per essere sincere. E ora c'è chi in Italia ha lasciato un pezzo ed è rimasto solo, come Arthur. La sorella è rimasta in Italia, studia economia, lui a Minsk a studiare informatica, ma vuole laurearsi e andare a lavorare a casa sua, a Rieti. E certo che mi manca, è un pezzo della vita che non ci sta vicino. Igor Matovic è lui il trionfatore indiscusso delle elezioni slovacche. Con il suo Olano ha conquistato il 25% dei consensi e 53 seggi su 150 alla Národná rada. Un risultato inaspettato visto che i sondaggi a fine gennaio davano il partito Gente Comune e Personalità Indipendenti al terzo posto.
I cittadini hanno affidato alle urne un messaggio chiaro: priorità assoluta alla lotta contro la corruzione identificata con lo SMER, partito socialdemocratico dell'ex premier Robert Fico, lambito dai numerosi scandali che hanno colpito il paese, compreso l'omicidio del giornalista Jan Kuciak. È stato chiaramente un voto contro la corruzione del partito di maggioranza, contro i rapporti tra alcuni politici di primo piano e la mafia del paese, una richiesta forte per uno Stato di diritto. La Slovacchia si è svegliata. È un grande giorno, come nella rivoluzione del 1989. Avevamo un governo corrotto, legato alla criminalità organizzata. Ora, dopo molti anni, avremo un governo normale, onesto. È fantastico. Finalmente gli elettori slovacchi hanno trovato qualcuno capace di battere Fico e lo SMER. Matovic, 46 anni di Trnava, ha fatto fortuna con i quotidiani free press utilizzati come cassa di risonanza dal 2010, anno della discesa in campo, quando riuscì a farsi eleggere pur essendo 150esimo in lista. 2 anni dopo la fondazione di Olano, portato subito al 9%. Un partito dalla chiara impronta populista, senza una vera e propria struttura, che spesso ha scelto i suoi candidati più in base alla fama che alle idee politiche. E con un unico tema ricorrente: la lotta alla corruzione e l'opposizione a Fico, portata avanti anche con gesti eclatanti. Usando una terminologia sportiva, direi che abbiamo fatto una doppietta. Volevamo sconfiggere la mafia rappresentata dallo SMER di Fico e volevamo sconfiggere Marian Kotleba, portandogli via più voti possibili. È evidente che ci siamo riusciti. Kotleba è l'altro leader che esce dalle urne con le ossa rotte. Il suo partito di esplicita ispirazione neonazista, dato secondo nei sondaggi, si è fermato all'8% e il voto si è rivelato una debacle anche per i 2 partiti ungheresi arrivati divisi alle urne. La minoranza per la prima volta non sarà rappresentata in Parlamento. Completa la lista dei caduti la coalizione tra Spolu e PS, la forza progressista della presidente Čaputová. La soglia di sbarramento del 7% sembrava un ostacolo facile da superare e invece alle 2 liste sono mancate 926 preferenze. Una manciata di schede che rischia di complicare non poco le trattative per il nuovo governo. PS per Olano sarebbe stato un alleato naturale. Ora l'unica opzione per Matovic è un esecutivo a 4 con i liberali del SAS, i conservatori dell'ex presidente Kiska e gli euroscettici di Siamo una famiglia del magnate Kollar. Un'alleanza in cui l'impronta europeista e atlantista data al paese dalla presidente Čaputová non sarebbe scontata. Il presidente russo Putin e il suo collega turco Erdogan hanno concordato una tregua per la regione siriana di Idlib. Erdogan ha così salvato la faccia, ma non i propri alleati islamisti della regione obiettivo dell'offensiva dell'esercito regolare siriano. I combattimenti hanno provocato una nuova fuga di civili verso la Turchia, disperati, che Erdogan ha indirizzato verso il confine marittimo e terrestre con la Grecia. Putin, dopo il colloquio con Erdogan, ha detto che Ankara e Mosca in ogni momento critico sono stati in grado di trovare una intesa. Putin di fatto ha garantito al presidente Assad, il suo principale alleato in Medio Oriente, di mantenere l'iniziativa strategica a Idlib. A 12.000 anni, Hasankeyf, lungo il Tigri, diventerà poco più di un ricordo. Dell'antico fiorente villaggio della Mesopotamia resterà il significato simbolico degli imponenti monumenti millenari che da mesi vengono letteralmente smontati e trasferiti nella New Town. Trasferiti come gli oltre 3.000 residenti che per ordinanza hanno abbandonato i loro luoghi, le loro case, i loro campi, i loro mestieri. Tutto sarà sommerso dall'acqua, quella della diga, la 4ª per grandezza della Turchia, un pezzo importante del Southeastern Anatolia Project, un piano integrato di sviluppo per la regione dell'Anatolia sud-orientale. Si sono presi il nostro posto, hanno preso la nostra terra e costretto a vendere il nostro gregge, dice Kerem, da sempre nella grande valle dove ha fatto solo il pastore.
La famiglia di Kerem raccoglie quanto potrà portare con sé. Il bestiame l'hanno dovuto vendere. Nelle abitazioni a schiera costruite dal governo lungo il Tigri, ognuno dovrà inventarsi una nuova vita. La vecchia casa sarà inondata, come quelle di altri 119 villaggi dalla diga di Lisu, e con loro centinaia di siti archeologici. Avevo costruito il giardino 80 metri sopra il corso del fiume. Ora è coperto da più di 2 metri di acqua. Avevo tonnellate di melograni, pere e uva. Ho dovuto abbandonare tutto. Ed ecco Yeni Hasankeyf, la nuova città con oltre 700 case che ospitano gli sfollati, e nella speranza che diventino attrazione turistica i segni del suo grande passato, smontati pezzo per pezzo e caricati su enormi autoarticolati. Il mausoleo Zeyn al-Bey del 1300, il monastero islamico del 1100, per l'imponente moschea di El Riz. Ci sono voluti ben 4 viaggi per sradicarla dai luoghi dove ha svettato per quasi 7 secoli. Un patrimonio storico finirà sott'acqua. Quanto potrà essere salvato perderà l'essenza originaria, lamentano gli attivisti. Hasankeyf era un museo abitato, a cielo aperto, disseminato di vestigia dell'epoca neolitica, bizantina e ottomana. Solo la fortezza di epoca romana, meta turistica tra le più importanti, rimane sopra la superficie dell'acqua, il resto viene sommerso. Salirò un po' più in alto per andare alle grotte. Che cosa facciamo? Non possiamo fare niente. Abbiamo chiesto aiuto agli anziani, nessuno ci ha ascoltato. Il progetto, in fase di realizzazione da 20 anni, iniziato davvero nel 2006, è ora alle sue fasi conclusive. La diga sarà attiva per 50 anni, genererà quasi 4.000 gigawattora all'anno, ma i bacini finora costruiti servono anche all'agricoltura. In 11 anni sono stati realizzati oltre 1.000 chilometri di canali, rifornendo 600.000 ettari di terra. Un'opera che il governo turco ha fortemente voluto in una zona a maggioranza curda che ha creato nel tempo non poche tensioni a livello internazionale. A difesa dei siti storici e della fauna, dell'ecosistema e delle 78.000 persone allontanate dai villaggi sono scese in campo oltre a decine di comitati turchi, associazioni dalla Siria agli Stati Uniti, dall'Europa all'America Latina, chiedendo al governo turco di tenere conto di tutte le parti in campo con l'auspicio di un accordo al fine di garantire un sufficiente afflusso d'acqua a tutto il sud dell'Iraq. Babi Yar. In queste gole alle porte di Kiev, i nazisti il 29 e 30 settembre del 1941 assassinarono più di 33.000 ebrei. Era in corso l'operazione Barbarossa, l'invasione dell'Unione Sovietica, e la Wehrmacht, dopo una sanguinosa battaglia, aveva occupato la capitale ucraina. Subito i comandi tedeschi decisero di eliminare gli ebrei che non erano riusciti a fuggire. In seguito i nazisti usarono ancora le fosse di Babi Yar per altri massacri di civili e prigionieri di guerra sovietici. Dopo un processo tenuto nel 1946 contro i responsabili della strage, le autorità sovietiche alzarono un velo di silenzio su Babi Yar. A questo aspetto della tragedia è dedicato il libro Le ceneri di Babi Yar della storica Antonella Salomoni, che ha analizzato anche come viene ricordato oggi il massacro. A partire dal 1989 sono iniziate delle ricerche, quindi è iniziata una riflessione intorno a questo eccidio, prima molto sottaciuto, quasi dimenticato. È un eccidio che testimonia della diversità delle forme di sterminio nei territori dell'Europa orientale sotto occupazione tedesca, territori sovietici sotto occupazione tedesca, vale a dire erano degli eccidi che avevano una dimensione pubblica, quindi molto diversi dallo sterminio che si consumò nei campi di sterminio come Auschwitz, Treblinka o Majdanek. La popolazione, ad esempio, veniva condotta a piedi verso i luoghi delle fucilazioni, come avvenne per l'appunto a Kiev, portandola
popolazione ebraica a piedi verso questa enorme voragine. Perché i nazisti mostrarono le vittime? L'obiettivo era quello di intimidire la popolazione e al tempo stesso anche di suscitare da parte di alcuni settori della popolazione una collaborazione, vale a dire che l'Ucraina in particolare è un territorio che ha conosciuto nel corso della storia un forte antisemitismo e antibolscevismo e dunque i tedeschi cercarono anche di suscitare dei sentimenti di condivisione da settori nazionalistici, settori estremistici della popolazione ucraina. Nel raccontare Babi Yar, le arti hanno preceduto gli storici. Celebre l'inizio del poema di Evgeny Evtushenko dedicato alla strage. Non c'è un monumento a Babi Yar, una denuncia dell'esistenza all'interno dell'Unione Sovietica di un pregiudizio antisemita. In periodo sovietico ci fu per lungo tempo la tendenza a non segnalare la specificità ebraica di questo sterminio, quindi si parlava esclusivamente di popolazione sovietica che era stata sterminata senza insistere sul dato ebraico. E dunque furono proprio le arti, la poesia, la letteratura, la pittura, la musica a permettere di parlare della dimensione ebraica di questo sterminio. Anche altri artisti si occuparono di Babi Yar, tra questi Dmitry Shostakovich, che dedicò alle vittime il primo movimento della sinfonia numero 13. Tre storie, altrettanti racconti di rapporti di amicizia e sentimento, lontani nel tempo perché legati a tre generazioni distinte ma ambientati nella stessa era e soprattutto nella stessa città, Belgrado, protagonista assieme agli attori durante i giorni della canicola estiva. Asimmetria tra i film più apprezzati del 31esimo Trieste Film Festival è l'opera prima di Masha Nešković, 35enne regista belgradese che dopo 11 cortometraggi e 12 documentari ha deciso di girare il suo primo lungometraggio di finzione. Il racconto in parte è sicuramente autobiografico. Nel film d'esordio finiamo sempre per intrecciare molti elementi che hanno segnato le nostre esistenze, tutto ciò che più ci ha fatto soffrire e gioire. Per la verità molti di questi momenti così personali li ho riconosciuti solo alla fine e non nel momento in cui stavo scrivendo la sceneggiatura. A intuirli sono state soprattutto le persone a me vicine che quando hanno visto il film vi hanno riconosciuto molti momenti delle nostre vite. La sceneggiatura scritta assieme a Vladimir Arsenjević, uno dei grandi nomi della narrativa serba contemporanea, inizia con l'addio della coppia più matura. L'uomo, dopo 2 decenni, decide di separarsi dalla donna e glielo comunica a sorpresa durante il turno notturno davanti all'ospedale nel quale lei lavora al pronto soccorso. Lola e Pez sono invece 2 amichetti adolescenti, intenti a vivere e fotografare le lunghe vacanze estive, ma non sanno che tra loro in realtà c'è più di una semplice amicizia. Lo scopriranno in aeroporto nel momento dell'addio perché Lola sta per partire per il Canada. E sempre a Vancouver ritornerà anche Olja, pure lei alla fine di una vacanza belgradese che l'ha vista conoscere o forse ritrovare il suo Ivan. Tutte e 3 le storie fanno chiaramente parte di me, ma forse quelle nelle quali più mi riconosco, paradossalmente, sono quella dei 2 ragazzini e quella della coppia matura. Situazioni sentimentali a fresco della contemporaneità serba tra sistema sanitario e la realtà quotidiana di una grande città dove le partenze e gli addii, anche quelli legati alle opportunità economiche, sono ormai all'ordine del giorno nelle vite delle persone. Le separazioni e gli addii mi fanno da sempre molta paura. Spesso mi chiedo il motivo per il quale persone che sono così vicine in un certo momento sentono la necessità di separarsi. 3 vicende che in fondo raccontano la stessa storia in 3 diversi momenti della vita, dal momento in cui il futuro è ancora una pagina bianca tutta da scrivere a quando i sogni adolescenziali diventano ormai parte del passato. Non direi di essermi ispirata a un unico autore. C'è chi dice di riconoscere lo stile di Iñárritu e chi quello di Altman,
Personalmente amo molto Kieslowski, Cassavetes, anche Wim Wenders. Credo però che il mio film non si ispiri direttamente a questi autori. Direi piuttosto che questi registi abbiano ispirato la mia vita. Inspirisali ovaj film, ali su na mene uticali tokom života.